Grazie. Che emozione, mamma mia. Sono veramente molto emozionato. Buonasera, è passato tanto tempo da quando facevo Chi è Tatiana? Tanto. Lo vogliamo fare una volta tutti insieme prima di iniziare il pezzo? Dai, vi va? Dai, al mio 3. 1, 2, 3. Stupendo. Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, perché poi la voce deve andare in alto, prima gutturale e poi Tatiana è amica mia quella grassa, talmente grassa che una volta una mosca gli stava a girare intorno e è morta di vecchiaia. È talmente grassa che se si veste di giallo il sole fa vabbè allora io me ne vado. Facciamone un'ultima, tutti insieme, 1, 2, 3. Chi è? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia quella grassa, talmente grassa che se si mette a giocare con l'hula hop, la gente fa guarda stasera come si vede bene Saturno. Ma quanto tempo, ma che ricordi, guardate come sono dimagrito, come sto? Bravi, dall'applauso lo capisco. Come sto? Hai visto che fisichetto, A chi somiglio? Come a Bisio. Somiglio al David di Michelangelo, o no? Guarda che io quest'estate sono stato al Museo del Louvre. Mi sono messo per un attimo vicino alla Venere di Milo che mi ha guardato e mi ha detto bella, che fai stasera? Che scherzi. E per dimagrire bisogna mangiare fibre. Io so 5 mesi che mangio fibre. Che l'altro giorno sono andato a comprarmi un Golf. La cassiera mi fa glielo incarto? No grazie, lo mangio subito. La cosa più triste invece della dieta sapete qual è? Mangiare le gallette di riso soffiato. Come buone, ma dove stai? Ma che quando la portate a casa a mia moglie ho detto che bei sottobicchieri. Poi le metti in bocca e sembra che te stai a mangiare il polistirolo, che ti viene da piangere. Ma non piangi per la fame, piangi sulle gallette per dargli un po' di sapore. La dieta però non basta per avere un fisico perfetto, no, bisogna andare in palestra. E che stiamo a scherzare? La palestra è fondamentale. Che poi non si chiama più palestra, si chiama fitness center. E dentro non c'è più l'istruttore, ma c'è il personal trainer. Che io sono entrato al mio personal trainer, gli ho detto che esercizi posso fare? Quello mi guarda e mi fa hydrobike, aerospinning, body power. Io l'ho guardato e gli ho detto alla barda spaziale, dischi rotanti e maglio perforante. Solo che non tutti sono disposti a fare i sacrifici, diete, palestra, ricorrono a dei mezzucci, ricorrono, alla chirurgia plastica, che per carità io non ho nulla in contrario, però non bisogna esagerare. Alcune donne invece esagerano. C'è un'amica di mia moglie che si è fatta 6 interventi alla bocca. C'ha una bocca che sembra una papera. St'estate si sta a fare bagno al lago, i bambini che tiravano i pezzi di pane. Si è fatta altri 6 interventi alla faccia. Quando va in banca non la fanno entrare perché pensano sia un rapinatore con la calza di nylon. Con tutti quei lifting ormai dorme con gli occhi aperti, però di notte ha già sventato 2 rapine, devo dire. Io non capisco, ma perché le donne continuano a mettersi tutta sta plastica addosso che poi quando gli tocchi le tette fanno lo stesso rumore del kiwi. Ma voi pensate se anche gli uomini ricorressero alla chirurgia estetica? Voglio una sesta di palle. Vorrei le palle a balconcino. E invece è proprio così, come diceva la signora. Pure loro fanno ricorso alla chirurgia estetica, come le donne, anzi sembrano proprio donne. Alcuni hanno le labbra a canotto. Quest'estate il marito di un'amica mia, esperto di sub, patito di sub, ha fatto un'immersione, si è immerso, aveva un costumino color cernia, una tintarella color cernia, una bocca gonfia simile a quella di una cernia, un altro sub l'ha scambiato per una cernia e gli ha sparato, l'ha mancato. Poi si è scusato con la moglie e la moglie gli ha detto vabbè ti perdono, ma la prossima volta scendi con 2 fucili e non mi puoi illudere così. E poi, grazie, vedo che siete d'accordo con me, lo vedo. Oltre ai ritocchini, gli uomini come le donne hanno cominciato a depilarsi tutto il corpo. Adesso va di moda depilarsi pure il pube. Gli uomini si depilano il pube, dico ma perché lo fai? Per un fatto igienico. Secondo me per acquistare centimetri. Ma dove sono gli uomini quelli di una volta? Io parlo per esempio di mio nonno, che aveva certi peli su tutto il corpo, dietro la schiena, certi peli così lunghi che ci potevi infilare le perline.
E se ci infilavi le perline, la schiena di mio nonno sembrava la nuca di Bob Marley. Mica metteva le cremine sulla barba per ammorbidire, ma che? Mio nonno c'aveva la barba ispida, si radeva a secco, faceva cadere i peli su una carta adesiva che la usava per scarta vetrale in feriate. Vedo che siete d'accordo. Ora si tatuano tutto il corpo, completamente, che vanno dal dottore, il dottore fa: se spogli, veramente sono già nudo, dottore. Mi fa male qua, tra la Ferragni e il Green Pass, mi fa male. Che poi hanno un significato i tatuaggi, hanno un significato. Io quest'estate a un ragazzo tutto pieno di tatuaggi, io ho detto: scusa, ma su quella spalla destra che c'hai? Questa qua è un'aquila. E che cosa simboleggia? Questa simboleggia la libertà, pagata 700 euro. E sull'altra spalla? Qua c'è un drago. E che cosa simboleggia? Sto drago simboleggia il vigore e la forza, pagate altri 700 euro. E quel cerchio nero intorno all'occhio cosa simboleggia? Questo mi ha fatto mio padre quando ha saputo che ho speso 1400 euro. Andiamo verso la chiusura dicendo che spendono tanti soldi per il fisico, per l'estetica, ma poi vanno a risparmiare sul cibo e vanno a fare la spesa al discount, perché giustamente si risparmia, perché ci sono i prodotti imitazione, c'è pasta barella, Coca-Cola, tonno uno stronzo, mandorlato farlocco, ci stanno i pomodori Pechino, i San Mazzamo, a reparto profumi c'è sta chi ha ucciso Rodriguez, a reparto surgelati spaghetti con le cozze che dalla foto sembrano appetitosi, poi apri la confezione, le cozze vedono la foto e fanno: ma che siamo noi? Al discount il formaggio sottovuoto, 1 chilo, 1 euro, che dietro la confezione c'è la foto della mucca con sottoscritto: non mi assumo responsabilità. I contraccettivi, 3 pezzi, 90 centesimi, che sulla scatoletta c'è scritto: fatelo con attenzione. Sul foglietto illustrativo c'è scritto: fatelo con molta attenzione. Sul contraccettivo c'è scritto: come lo chiamerete? Credo che tutti vanno alla ricerca ormai della perfezione, rincorrono il mito dell'eterna giovinezza. E invece è bello saper accettare di invecchiare, questa è la felicità. Io per esempio ho 54 anni, quindi no? E sono felice, sapete perché? Perché me li so guadagnati. Gabriele Cirilli! Grazie!